Sempre Santa Lucia di Piave, nella magnifica cornice della Filanda, sono in compagnia, e lo saluto, Terenzio Borga, presidente di Aprolav. Benvenuto Presidente. Buongiorno. Alle nostre spalle naturalmente Caseus Veneti, formaggi, i grandi formaggi ottenuti con il latte veneto. Le medaglie d'oro di quest'anno effettivamente fanno la loro bella figura, basterebbe fare un'inquadratura qua dietro per capire la qualità dei nostri trasformatori. È una cosa che noi seguiamo da tempo. Santa Lucia è una vetrina incredibile, c'è la gente che si ferma, che guarda, che chiede, ed effettivamente c'è sempre più attenzione alla cultura del formaggio, perché diciamoci, alla fine il formaggio è storia, cultura, tradizione e gusto. Allora Presidente, notizia di questi giorni, finalmente dovrebbe andare in porto quello che è stato per voi un cavallo di battaglia e un traguardo agognato da aggiungere, l'indicazione del latte, della mungitura, dove viene fatto, cioè una carta d'identità per quelli che sono i prodotti sani che arrivano sulla tavola dei consumatori. Hai detto bene, noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre portato avanti con forza questo che dovrebbe essere quello che dà l'idea di quanto noi vogliamo identificare il prodotto col territorio. Già si sta muovendo qualcosa, speriamo che alla fine arriviamo veramente all'identificazione in etichetta della zona di produzione della materia prima, perché sarebbe la salvezza delle nostre aziende. Noi ci crediamo e speriamo che stavolta sia la volta buona. Allora, perché in conclusione, lo vogliamo ricordare, non ci stanchiamo mai, i formaggi che sono alle nostre spalle, che stanno per essere inquadrati, sono ottenuti tutto con latte? Esclusivamente con latte del territorio, dove praticamente ci sono quelle DOP, quelle tipicità e tutto il resto che fanno la storia di un territorio. Grazie a Terenzio Borga, presidente di Aprolav. Grazie a voi.